A tutti buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di domenica 18 settembre, riapertura stagionale dell'ippodromo Felsineo con una prima corsa riservata ai gentleman, ritirato Batman Griff numero 3, sono in 11 al via, 1 Baui, 2 Bacco Bacciò, 4 Bimbo di Mille, 5 Boa San, 6 Allocco Jet, seconda linea 7 Bliss del Circeo, 8 ASL, 9 Benvenuta DL, 10 Aaron del Ronco, 11 Baria TRGF, Risaia, 12 Annie Pan. Favori per Bacco Bacciò numero 2, Francesca Consoli, macchina che accelera. Partiti veloce Boa San che prova a superare Bacco Bacciò, che difende però la posizione alla corda, all'esterno veloce anche Allocco Jet che rimane però per il momento all'esterno. Intanto rientra Bacco Bacciò e va a condurre. Numero 4, Bimbo di Mille, squalificato. La squalifica per Bimbo di Mille, in seconda posizione si è accodato Boa San e rimane così all'esterno Annie Pan, che ha colto ottima partenza dalla seconda fila ma si trova scoperta all'esterno ora con in schiena Allocco Jet. Più indietro lungo la corda vediamo ASL che precede Baui. Intanto se ne vanno in primi 600 in un tranquillo 46,5 con leader Bacco Bacciò, all'esterno Annie Pan, alla corda rimane Boa San, al largo Allocco Jet, ancora Asia LL, percorsi esterne sono anche Baria TRGF, Risaia e Bliss del Circeo, via via gli altri. Tanto cavalli che stanno per completare il chilometro con Bacco Bacciò che fin qua ha potuto graduare a piacere, completa in 1:16,5 i primi 1000 metri di gara. All'esterno Annie Pan, seguita sempre da Allocco Jet, lungo la corda rimane Boa San, poi numero 7 Bliss del Circeo, squalificato. Bliss, 400 scarsi alla conclusione. Numero 1 Bowie, squalificato. Prova la terza ruota intanto Allocco Jet, mentre è in calo anche Boa San, parzialmente sopravanzata da Annie Pan. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, entra nettamente in vantaggio Bacco Bacciò. Bacco Bacciò leader a 100 dalla conclusione, si isola in avanti nel finale, mentre per il secondo posto c'è lotta con l'intervento a centropista di Aaron del Ronco che fa sua la miglior piazza, precedendo Annie Pan e Allocco Jet nell'ordine. 1:15,4 il ragguaglio conclusivo, 31 a chiudere dopo un 32 di penultimo quarto. Bel primo piano per Bacco Bacciò che ritorna così alla vittoria, Francesca Consoli in sediolo e alla proprietà per conto del team Holger Elert. Andiamo a rivedere il primo piano di Bacco Bacciò che non ha avversari praticamente una volta al comando. Viene a vincere nettamente, 4 lunghezze su Aaron del Ronco che fa bene l'arrivo per piegare una generosa Annie Pan.